Disoccupazione. I numeri dicono che il Veneto ha saputo contenere gli effetti devastanti della crisi economica e sta ripartendo. Meglio di casa nostra solo il Trentino Alto Adige. 6,7% la disoccupazione in Veneto, il che non è da gioire perché abbiamo 170.000 disoccupati, però la più bassa in Italia dopo Trento e Bolzano. Scartando Trento e Bolzano per ovvi motivi, dopo di noi c'è l'Emilia Romagna con il 7,3 e fino ad arrivare alla media nazionale che è 13,4. 6,7 è la miglior performance, definiamolo così, brutto definirlo così, il miglior risultato sulla disoccupazione, perché agli altri va peggio, è andata peggio, quindi vuol dire che qualcosa di buono i veneti l'hanno fatto, bravi veneti. E tutto con risorse per gli enti sempre più scarse, non solo sul fronte delle politiche del lavoro, basti pensare alla sicurezza idrogeologica o alla sanità, altro che tesoretto, sbotta Zaia. Quella del tesoretto è un'autentica vergogna, è un sistema per tagliare gli enti. Sono tagliati 3 miliardi di euro alla sanità. Abbiamo fissato come obiettivo di investimento di spesa sanitaria sul PIL il 6,6, che è da terzo mondo. Noi siamo nel club della Grecia e del Portogallo con le spese sanitarie. Si tagliano 3 miliardi di euro, dei quali 240 milioni in Veneto, per poi dire agli italiani che sia il tesoretto. Ma bisognerebbe dire agli italiani che assieme al tesoretto gli dai anche un bel omaggio per le elezioni. Non ci sono più i farmaci salvavita, si aumenteranno i ticket, accadrà che non abbiamo difficoltà con i farmaci per gli oncologici.